Pacciani, abbiamo sentito lei è la figlia dell'imputato. Lei è la figlia maggiore o la figlia minore, scusi? No, la figlia minore. La più piccola. Quanti anni ha oggi? 26. Vive in famiglia lei? Vivo con mia sorella. Dove? Con sua mamma o altrove? No, in un... Sua sorella è sposata, vero, mi pare? No, nessuno. non è sposata. Allora, Attendo la risposta, chiedo se ho chiesto che dove vive. In Piazza del Popolo, vicino alla cooperativa. Quindi vivete non con vostra madre? No, ma però ci si va spesso a trovarla o se non lei viene da noi. Lei ha un lavoro? Sì, lavoro in una famiglia a Firenze. Fin quando ha vissuto in casa? Col suo padre e sua madre? Sì, provi a ricordare fino a all'incirca. 19 anni, 18, 19. Fino all'età di 18-19 anni. Lei ora ha detto ne ha, signorina, 26? Sì. Come mai a 19 anni è andata via di casa? No, cioè mia sorella lavorava in una famiglia a Firenze e questa famiglia aveva una cucina che... Sì, dica pure, non c'è mica nessun problema. Stia tranquilla, signora Graziella, non... Cercavamo di capire quando è andata via di casa e se c'era un motivo di lavoro oppure è successo qualcosa per cui lei si è allontanata da casa o è stata allontanata. No, Ma non si agiti così, guardi, non c'è nulla di particolare. Se può dirci il motivo del perché lei è andata via di casa. Non si trovava bene in casa? Presentaste forse una denuncia, era successo qualcosa? Prego di non suggerire, signor Presidente. No, è la domanda. No. Presentaste una denuncia, è una domanda. Lei presentò una denunzia o lei o sua sorella? no. No. Dice di no. Benissimo. Successe qualcosa di particolare? No, cioè Qualche episodio in famiglia? Ci ritorniamo dopo, Presidente. Sì. Torniamo agli anni in cui lei era in casa. Se non ho capito male, lei è stata in casa fino all'età di 19 anni. Sì, sì. Senta una cosa, andiamo subito a delle domande specifiche. Lei sa se suo padre in casa li ha visti e aveva dei fucili? Cioè sì, ce l'aveva un fucile. Uno o due, signorina? Cioè ce n'aveva due, uno l'aveva regalato insomma, a suo nipote, a Valerio. E l'altro lo aveva in casa? Sì, cioè sì, ce l'aveva. Si ricorda com'era questo fucile e dove lo teneva? Quello non regalato. Lo teneva in casa, lo teneva da un'altra parte. Lei non Presidente, non vuole dire queste cose, per vedo lei è molto agitata. Posso spiegare una cosa io? Già a questa domanda davanti al PM la signorina si fermò per 1 ora o 2 ore
poi con grande difficoltà spiegò perché a questa domanda non riusciva a rispondere. È consacrato nel verbale ovviamente che loro non conoscono. Poi rispose, sì, era per spiegare se era una domanda che per qualche motivo alla signorina era difficile rispondere. Capisco, ma non è che possiamo aspettare un'ora ancora? No, anzi era il contrario, volevo dire se il Presidente mi consente, se la signorina non va avanti chiedo di poter leggere il verbale in quel punto, tutto qua. Quindi facciamogli una contestazione. Signorina, lei, la contestazione era questa, a questa domanda si fermò così a lungo e poi ci spiegò perché non riusciva a rispondere sull'argomento o quali difficoltà aveva. Ora ricorda perché lei su quel fucile, su quella domanda si trovò in difficoltà a rispondere? Lo ricorda, sì. È il verbale del 19 maggio 92 davanti al PM. Che è nullo. Non dà nessuna risposta, è molto agitata, ma siamo fermi, pubblico ministero. Ricorda dove lo teneva questo fucile? Lo ricorda? Cioè, sì, Presidente, chiedo di poter leggere il verbale. Ma semmai il Presidente, chiedo scusa signor Presidente, perché è bene ritornare alle regole antiche, cioè quelle del codice. Allora moderne. Antiche ma moderne, perché ce ne siamo forse un po' dimenticati. Di calcio. Ecco, io credo che mi pare che sia lei che debba, signor Presidente, eventualmente, in caso di contestazione, far leggere alla testimone la dichiarazione. È lei che deve decidere. Cerchiamo di vedere se... Noi stiamo provando se la signorina se si lei rilassa. Ce la fa da sé. Articolo, avvocato? 499 credo. Sì. Cerchiamo di vedere. Cerchiamo di andare alla sostanza. Cioè, mi pare che questo articolo dice, perché sarà oggetto, mi scusi signor Presidente, di ulteriori miei interventi. Certo, benissimo. Mi scusi. Noi cerchiamo di vedere devono se... essere pertinenti ai fatti. I fatti devono essere quelli relativi alla imputazione. L'imputazione di cui noi ci dobbiamo difendere è quella di una serie di duplici omicidi. E basta. Prima bisogna valutare il test in diversi modi. Avvocato, l'articolo di cui lei parla, ecco, io chiedo sempre, scusate, a quale norma vi riferite? E lo chiedo a Regole buon per motivo. l'esame testimoniale. Lei, se non erro, almeno credo, riferisce il 499, il comma quinto, immagino. Testimone Durante l'esame il Presidente anche l'ufficio interviene per assicurare la pertinenza delle domande. Sì, ma poi c'è un altro articolo, ora non ricordo esattamente, quello delle contestazioni. Fermi divieti di lettura, è il 500. Esattamente. No, ma io volevo parlare anche della pertinenza delle domande, perché poi ci È il sono... Vabbè, avvocato, ma io ancora no. mica io stavo, non ci si finisce mai di meravigliare con questo nuovo codice, ogni poco c'è qualcosa di strano. Però questa norma di cui lei parlava, francamente, Era il 4 del non mi era 500, nota. il 4 del 500, il numero 4 del 500. Quando a seguito della contestazione, ho sbagliato di un punto, Presidente, alla mia età si può anche sbagliare di un numero, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite eccetera e sono valutate, ma prima ancora... Questo non c'entra nulla, avvocato. No, ha ragione anche lei. Parla che le Proviamo. Sì. Avvocato, il 500,1 dice: fermi divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese al testimone quello che ho cercato di fare. contenute nel fascicolo. È quello che ho cercato di fare. Cercavamo. Ma è il Presidente che deve dirlo se devono oppure no.
No, è la parte che può Avvocato, utilizzare, Presidente. L'esame è condotto dalla parte, Anche poi se io qua- intervengo anche se in per... questo processo consenziente il PM per motivi suoi sono tanti. Io intervengo che per conducono naturalmente dirigere, regolare, ammettere o non ammettere domande, assicurare la pertinenza, ma di più non posso fare. Il gioco del codice è questo, dobbiamo rispettare. Ma sembra che... Signorina, scusi, questa è una digressione che noi uomini legge facciamo e quindi... A noi interessa la verità, la genuinità della testa. Io vedo Presidente. che lei è molto agitata e emozionata, ma la prego di stare tranquilla, lei non deve temere assolutamente niente, capito? Io ho voluto solo spiegare che era un episodio che alla stessa domanda, alla prima, la signorina si trovò in difficoltà e volevo Se cercare può. di capire per quale motivo. Come sempre puntuale. Se può risponda, e se no ricorrerà Alla contestazione, nel senso che a questa domanda ha già risposto, e questa è la contestazione che io faccio e chiedo di leggerla. Sì, se però la signorina- se lei non risponde, capito, lei deve ricorrere a questo mezzo, c'è poco da fare, se crede. Certo che credo, sono qua che sto serenamente cercando... Vogliamo riprovare a fare un'altra volta la domanda alla Sì, signorina? signorina, ricorda come mai lei non volle rispondere in un primo momento e si fermò sul discorso del fucile? Allora, ricorda dove custodiva il fucile e perché lei ha... insomma, non voglio dire cose suggestive. Presidente, Lo chiedo ricorda? di leggere. se no- Sì, Dove lo custodiva? Dov'era questo fucile? Se lo ricorda? sì, Il secondo fucile, quello non regalato. lo teneva... Cioè, lo teneva dentro dentro un armadio. Com'era questo fucile, signorina? Dentro un armadio, Sì, sì. in casa quindi, ovviamente, Quando si stava a Montefridolfi. quando si stava a Montefiridolfi. Uno e un altro ci disse che l'aveva regalato a un suo amico. Cioè, se poi è vero non lo so. E un altro l'aveva regalato a un suo amico, se poi è vero non lo so. Vide mai usare questo fucile in casa nei confronti di qualcuno? Ricorda se fu usato Sì. da suo padre, in qual maniera, nei confronti di chi? Cioè, sì, mi ricordo una volta, cioè, quando ero più piccola, stavo a Montefridolfi, cioè lui minacciò la mamma puntandogli addosso. Gli puntò addosso il fucile. Lei, dall'atteggiamento di suo padre, ebbe paura che lo potesse veramente usare? Questa è una valutazione. L'ha detto, Sì, l'ha è un detto. giudizio, è l'ha un detto. giudizio, mi oppongo. Dunque, questa domanda ovviamente comporta Benissimo. una valutazione. Come usò questo fucile? Cosa disse? Ecco, come usò il pubblico ministero domanda questo fucile? Cioè, lo usò contro la mamma, lei ha detto. Ah, sì. In che modo? In che modo? Sì. Disse qualcosa? Cioè, dicendo che la voleva ammazzare. Dicendo che la voleva ammazzare. Glielo puntò? Glielo puntò contro, domanda al pubblico. Sì, sì. Sì. Qual era l'argomento della discussione? Perché questa minaccia? Ma ora, non me lo ricordo ora di... Va bene, signorina. Ha visto mai se suo padre aveva delle pistole? Cioè, sì, una la teneva a macchina, coperta con degli stracci. Una. Perché dice una, signora? Cioè, sì, quello di quella lì. Ora... La teneva in macchina, lei l'ha vista questa pistola? Sì, l'ho vista. Era una pistola piccola, grande, lei conosce le armi, sa?
conosce, le ha mai viste al di là di queste che ci ha descritto? È in grado di dirci qualcosa di più di questa pistola? Ci può dire qualcosa? Sì, era molto, insomma, non tanto... Non tanto? Non tanto grande, cioè non era... Non tanto grande. Era molto piccola allora? Capisco che per una che non si intende di armi... Allora lei ha già spiegato la forma con i gesti delle ha già spiegato la forma con i gesti delle mani o con dei paragoni, ce lo può fare ancora? Si ricorda che grandezza poteva avere? Cioè, così com'era. Ecco, di quale dimensioni? Lei, allora cominciamo così, lei l'ha vista bene da poterci dire le dimensioni? Ricorda di averla vista bene, cioè in più occasioni magari. Sì, l'ho vista. Ma l'ha vista in macchina allora? Lui la teneva in macchina o l'ha vista anche altrove? Sì, la teneva a macchina. E lei l'ha vista in Coperta macchina un perché decennio. gliel'ha mostrata suo padre o l'ha vista da sola, casualmente, o perché è andata a vederla lei, perché era curiosa? No, Gliel'ha mostrata suo padre? Sì. L'ha vista per caso oppure suo padre gliel'ha mostrata? Questo domanda al pubblico ministero. Oppure l'ha vista per qualche altro motivo, non so. Le è capitato di vederla? no, ce la faceva vedere, cioè quando si andava a macchina. In macchina? Prego, prego, lo dica pure. Quando andavate in macchina, poi ci spiegherà perché. Ve la mostrava lui? Sì, Ve la mostrava perché? Ma, pubblico ministero, forse è meglio ricorrere alla contestazione su questo punto. Mi ha disturbato. Lo abbandonerei un attimo, ci sì. ritorniamo fra un po' quando c'è l'argomento. Sì, poi l'ha descritta, senz'altro. Vediamo fra un attimo. Allora, lei ha detto ha visto una pistola e ha visto un fucile. Col fucile ha visto se andava a caccia, sa se andava a caccia, sa che tipo di fucile era. Per cosa lo usava, al di là di quella minaccia che lei ci ha detto, era un fucile che serviva a qualche scopo preciso. sì, la adoprava spesso quando andava... Andava fuori, insomma, con questo fucile. Sì, E tornava con della selvaggina? sì, ogni tanto portava dei fagiani. Lei ricorda che tipo di fucile era questo? Se era una doppietta? Era a due canne? canne. Diciamo anche a 2 canne perché doppietta. No? Sì, era a 2 canne. Aveva, in un periodo aveva anche un cane? Qualcuno gli aveva lasciato un cane, aveva un cane? Sì, delle persone che stavano, quando si stava a Montefiridolfi, delle persone gli avevano lasciato, In custodia, un cane. sì, un cane nero, cioè gli lasciavano di mangiare E glielo facevano tenere. sì, Il mangiare gli lasciavano. E di questo mangiare cosa ne faceva? Il mangiare dei cani a chi lo dava? a noi. A voi della famiglia? Senta una cosa, il cane come lo trattava? Lo custodiva o Sì, no, cosa gli faceva? lo Signor picchiava come Presidente, ci le chiedo faceva a scusa, noi. ma io... Lo picchiava? Scusa, intanto facciamo rispondere. No, mi perdono. È una questione di pertinenza delle domande rispetto all'oggetto dell'imputazione, signor Presidente. Innanzitutto mi scuso per prima, ma credo di avere detto giusto quando parlavo del 499, che è il numero 5.
e glielo leggo, e dice che il testimone può essere autorizzato dal Presidente a consultare. A consultare? No, avvocato, lo legga No, tutto. per piacere, Per ora favore. le norme non le tiriamo. Aiuto della memoria, documenti da lui redatti. Da lui redatti. Ah, me l'ha firmato? Da lui redatti. No, Vabbè, avvocato, per l'amor di Vabbè, Dio. no, un se verbale Vabbè, polizia comunque al giudiziaria di là di davanti a- questo dato, che può essere interpretato Per favore, in maniera diversa, No, non può essere interpretato no, che in la norma un'unica è chiara, maniera. avvocato, Ci mancherebbe via. altro. ciascuno ha le proprie idee. Sì, Il va diritto bene. si può tirare Siamo d'accordo? Se in no- molti versi, ma l'italiano no di Siamo sicuro. perfettamente d'accordo. Meno Ma male, credo meno che male. La pertinenza della domanda sia importante in un processo Allora la penale. giudica il Presidente. Quindi io Ammetto credo- la domanda. Bene, Va grazie. bene, allora, Presidente, siamo d'accordo. Allora risponde, scusi, stava rispondendo come trattava questo cane, ha detto? Scusi, sono Se no, questioni ogni tra volta di già in noi. difficoltà la signorina, se troviamo il sistema Lei non si preoccupi. con pretesti. Qui alziamo la voce così, ma siamo ottimi amici tutti, quindi non si preoccupi assolutamente. Non si agiti soprattutto. Sono momenti che ci servono, anzi, a rinsaldare l'amicizia. Forse Dunque, fanno rilassare anche la signorina, chissà. no, invece vedevo che si agitava. Appunto, speravo. Ecco, vuol rispondere. Aveva già risposto, volevo che le rispondesse, che si sentisse tutti. Sì, lo picchiava. Ha aggiunto qualcosa, signora? Sì, con 2 bastoni. Cioè, come ci trattava noi. Ecco, era Come questo. ci trattava noi. Con dei bastoni. Senta una Perché cosa. non lo sopportava che abbaiasse. E voi vi trattava coi bastoni in che modo? Sì, con bastoni, anche dei vinchi. Anche? Non ho capito, signorina, mi perdoni. Con dei vinchi, o se no anche con Con cinture dei, dei scusi, pantaloni. vuole spiegare? Bindi. Beh, Cosa sono i bindi? Ecco. Spieghiamo, perché è un vocabolo di campagna. per questo volevo che lo spieghi. Sono quelli delle viti. Sono? Riesce a spiegarlo in altro modo? Sì, cosa sono? Quelli delle vite, come si dice? Delle viti? Quelli per legare le viti. Dei salici praticamente. Per legare le delle viti. fruste E come di mai, salice. come mai picchiava voi? No, per qualsiasi cosa, per esempio quando si era piccoline, perché non ci riusciva a fare i compiti. Per questo E motivo. quando eravate grandi? Quando si era grandi, prima cosa perché non voleva se andasse fuori. E poi? Lo dica, signorina, tanto prima o poi lo deve dire. È nel verbale, lo usiamo per contestazione. Ce ne sono una decina, se non si usa uno si usa l'altro. Perché vi picchiava da grandi, signorina? Lo dica liberamente, guardi, no? Perché non ci ha mai voluto. Prego? Perché non ci ha mai voluto? Per aver capito. Ci diceva, cioè una volta ci disse che Sì, parli liberamente, guardi, e tranquillamente. quando la mamma ebbe un aborto, cioè lui seppe che era un bambino e lui disse era meglio che era meglio che era stato vivo lui che noi. Cioè avrebbe preferito, era un maschio, Preferiva preferito che più fosse- dei maschi che noi. che avesse vissuto lui anziché voi due. E per questo vi picchiava, signorina? O vi picchiava perché voleva qualcosa? Prima ha detto non ci ha mai voluto. Beh, ora io chiedo se ci sono altri motivi perché da grandi... Non va, cioè, se lei voleva dire, scusi, mi intrometto per precisare che qui bisogna... Certo, Presidente. Non va mai voluto bene, questo? Sì. Sì. Ma vi picchiava anche per altri motivi
più specifici, quotidiani o periodici? Anche quando non si voleva andare a letto con lui. Quando non volevate andare a letto con Signori, lui? silenzio, vi picchiava. attenzione, calma, il pubblico faccia assoluto silenzio perché se no uscite subito. E picchiava entrambe? No, O picchiava quella che non voleva andare a letto con lui di volta in volta? certe volte la Rosanna, certe volte... Come vi picchiava? Con che cosa? Con le mani, con qualche altra cosa, non so. Come vi picchiava? Con le mani. Con le mani. Quando ha cominciato, che età aveva lei? Se c'è stato se ricorda quando è avvenuto la prima volta? O le prime volte, se sono state più di una? Che età aveva lei? 11-12 anni. E questo si è ripetuto? Sì. Fino a quando? Non ho capito bene. Fino a quando si è ripetuto? Da quando lei aveva 11-12 anni? Sì, fino a 19 anni. Fino a 19 anni. Capitava una volta ogni tanto o la picchiava per questo motivo anche più frequentemente? Lei ha dei ricordi? Certe volte anche... insomma... Come si dice? Non lo so, tutti i giorni? No, tutti i giorni no, ma... La mamma sì, specialmente, la mamma sì. La mamma tutti i giorni? No, tutti i giorni no, ecco. ma... E voi? Per sciocchezze. No, per il motivo che... torniamo al motivo che vi picchiava perché non volevate andare a letto con lui. Allora, rimango a lei. Ogni quante, se c'è una possibilità di dargli una temporalità a questi episodi, una volta ogni tanto o spesso? Lei ha detto che per un arco di 7-8 anni, no? 9 anni. Lei ha detto non tutti i giorni. No, tutti i giorni no, Ma? Quasi. Quasi? Sì. Quasi tutti i giorni. Sia di notte che di giorno? No, di no. È mai capitato che vi svegliasse di notte per questo motivo? Non ho capito. Cioè, domanda al pubblico ministero se qualche volta è capitato che vi svegliasse di notte per avere rapporti con voi. Sì. Dice di sì. Signorina, poi torniamo su questo argomento che è un po' difficile, mi rendo conto. Ritorniamo a uno più semplice. Quando usciva col fucile era di giorno o anche di notte, dopo cena? No, certe volte dopo cena. Usciva col fucile dopo cena. Aveva quando usciva un vestito particolare, da caccia? Ricorda qualcosa? Aveva un vestito particolare o era vestito come tutti i giorni? No, come... Aveva gli stivali, aveva una giacca da caccia. Lo ricorda quando usciva, se aveva qualche cosa di diverso dal solito o no? No, Era vestito normalmente, come usano i contadini naturalmente, vestito da campagna come sempre. Sì? Sì. Dice che era vestito da campagna come sempre. E il fucile? Portava con sé qualche attrezzo, non so, una busta, un sacchetto? Sì, certe volte portava delle buste, se no delle balle, per metterli, Delle dipende balle. quante ne... Per mettere i fagiani ovviamente. Ha mai visto suo padre imbalsamare animali?
Cioè imbalsamarli personalmente, ha capito, signorina? No, però una volta... Ci aveva provato perlomeno? Presidente, scusi, Sì, loro... siccome l'ha già detto è oggetto poi eventualmente... Mi scusi, mi rendo conto che tutti vogliamo sapere cosa dice la signorina, perché pensiamo tutti, almeno il PM, che sia la verità. Però andiamo per gradi, perché vedo che con difficoltà ce le sta dicendo. Allora dice, una volta l'ha visto imbalsamare. Cosa imbalsamare? No, sì, spero una come si dice? Una marmotta, ha detto, sì, ha detto proprio giusto. Cioè giusto, non lo so, lei così... Bene, allora facciamolo dire alla signorina. Che animale era? Era in grado di riconoscerlo? Cioè, Marmotte in Mugello non ho mai viste. Ma non siamo in Mugello, Presidente, questa volta che ce lo dirà la signorina. Che cos'era questo animale, signorina? Ricordo? Era... Sì, una marmotta, tipo... Tipo marmotta. Tipo marmotta. Sì, una marmotta. Lei ricorda come la imbalsamava e cosa fece della carne di questo animale? Ce la fece mangiare a noi. Ma lei lo mangiò volentieri? No. Glielo fece mangiare per forza? Sì. Ma era selvaggina in fondo, no? Signori, per favore, i telefonini, ve l'ho già detto, eh? Senta una cosa, signorina. A volte lei ha detto, quando la notte tornava, vi svegliava e pretendeva nei modi che ci ha detto di fare l'amore con voi. A volte capitava questo anche la mattina presto. Sì. Che tipo di rapporti aveva con voi? Presidente, io le chiedo scusa, lo so che lei la conosce già questa vicenda perché era giudice in questo processo, nel suo processo. Io me l'ero dimenticata, Sì, per vabbè, la ma verità. io vorrei che si dimenticasse perché c'è già una sentenza, mi perdoni. Comunque Se no non noi si fa il scendiamo, processo, io poi si vorrei... sta facendo il processo ad un'altra cosa. No, assolutamente. No, sì, diciamo, io che, credo di- diciamo, io che, faccio eccezione. diciamo che questa vicenda naturalmente è sullo sfondo di questo Gli dava da processo, mangiare la carne e un altro ha il processo valore che della può marmotta. avere. Sì, ma signor Ecco, però Presidente, vorrei magari non andiamo, se non è strettamente necessario. È strettamente necessario, Presidente. È A strettamente- parere del PM. e Poi a lei... parere della difesa non lo è. Allora il Presidente Per cui deciderà. la difesa propone eccezione formale sul punto, ai sensi dell'articolo 187 del codice di procedura penale. Benissimo. Non è assolutamente pertinente. Benissimo. Per il momento però proseguiamo, Vabbè, allora, vedremo, vedo in conseguenza. C'è già il verbale Vediamo, perché è registrato, non vediamo. c'è bisogno di scaldarsi, è nel verbale. Andiamo perché è avanti, pubblico registrato. ministero. Ripeto, naturalmente io non chiedo- posso valutare in questo momento Io chiedo che tipo di fino a che punto rapporti, la sua... però che magari... tipo di rapporti aveva con questa ragazza. Quelli ovviamente che sotto minaccia. Posso rispondere? Certo, signorina. Certe volte ci obbligava a... Dica, guardi, esatto. In quest'aula si sente di tutto, quindi... a mettere... Dica liberamente tutto. a mettere in bocca Il membro? Sì. sì, Per i tipi di rapporti che sceglieva di volta in volta, vi mostrava prima delle foto di giornali pornografici
perché capiste qual era il tipo di rapporto che voleva? Dice, vi faceva vedere i giornali porno perché vi comportaste in quella maniera che era raffigurata lì? Spiego così la sua domanda. Sì, sì. Non lo so, dica se sì, se no. Vi faceva vedere giornali pornografici, domanda il pubblico ministero. Sempre, a volte, qualche volta, mai, non lo so. Mi sembra lei abbia annuito, però dobbiamo sentire, capito? Devono sentire anche gli altri. A volte sì. A volte sì. E allora la domanda del pubblico ministero, io mi limito a ripeterla naturalmente, era questa. Lo faceva per farvele vedere così o perché voleva che voi faceste, che voi faceste quello che era raffigurato in quei giornali, in quelle foto? Dica tranquillamente come stanno le cose. Dica pure con la massima tranquillità. Ha capito? Sì, ho capito la domanda. Signorina, è un sì o un no? No, ho capito. Ve lo mostrava così, tanto per farvi vedere, eccetera, oppure voleva che pretendeva da voi che faceste quelle cose che erano effigiate lì? Dica, non c'è nulla di... Non è semplice, Presidente, Sì, quindi lo so. rendiamocene conto. Io cerco di aiutare. Anch'io posso cerco, fare. comunque sappiamo che c'è anche un'altra strada per aiutare la signorina, se no Certamente. c'è un verbale. Signor Presidente, io per carità non è che voglia io dare fastidio alla Corte, ma mi perdoni, veramente qua credo che stiamo uscendo fuori dal binario. Ma no, avvocato, vede, Presidente, lo capisco. ci sono due sentenze, se no io piglio i motivi di appello dell'avvocato Filastò, i motivi di ricorso del Cassazione dell'avvocato Filastò, di questo processo. E poi prende la sentenza definitiva. E poi prende la sentenza definitiva, oltre che i motivi di appello. Signori, non bisticciamoci, il discorso è molto più semplice. C'è qui un imputato, Pacciani, il quale dice di essere un bravissimo padre di famiglia, un marito e grazie un padre Presidente, esemplare. io non lo... Bravissimo, Presidente, la ringrazio. Ma stiamo discutendo di un'altra cosa. Di reati attinenti alla sfera sessuale. Siccome è un processo in cui... Omicidi Per sessuali. favore. Questa priorità non funziona, questa non funziona. Questo fa comodo ora dire che è un pazzo. Non fa comodo nulla. Fa comodo... Signori, vi ho tolto il microfono, state parlando tra di voi. Continuiamo. Io mi permetto, scusi Presidente. Avvocato, io la capisco benissimo. Poi tra l'altro siamo a disagio tutti, non creda, però processualmente la valuteremo come la valuteremo, ma oggettivamente è pertinente con questo processo. Questo è pertinente. Poi la domanda l'ha fatta lei, Presidente, quindi non vedo come... Io non è che ho fatto la domanda. No, ora... Presidente, ora, scusi, lei stava ripetendo la domanda che ho fatto io e la signorina stava cercando... Io sto ripetendo, come ripeterò le domande dell'avvocato Belatto e dell'avvocato Fioravanti o degli avvocati parte giustissimo, cercando di aiutare la signorina che è a estremo disagio, poverina. Ma è l'argomento, è lo stato di questa signorina che la mette a disagio, non credo che nessuna persona non sarebbe a disagio. Diamine, certo. Quindi dobbiamo cercare di aiutarla, non certo di... Ecco signorina, scusi, ogni tanto vede che qui. Quindi il pubblico ministero le stava domandando se suo padre vi faceva vedere questi giornali pornografici, puramente e semplicemente, o se invece ve li faceva vedere, ecco allora, ve li faceva vedere puramente e semplicemente? Lei ha già detto che ve li faceva vedere. Allora, diciamo che ve li faceva vedere perché voleva che voi
facesti o cercaste di fare quelle cose che si vedevano effigiate? Sì, alcune volte sì. Alcune volte sì. Signorina, ricorda se qualche volta tornando di notte suo padre in occasioni come queste, cioè che pretendeva con violenza di far l'amore, era ubriaco? Va via. Certe volte le mandava via. Certe volte le mandava via. Ricorda se in una di queste occasioni si occupò in maniera particolare di una parte del suo corpo, il seno sinistro? Sì, una volta. E cosa successe? Una volta. Cosa successe in quell'occasione? Facciamo Come... dire a lei. Cosa successe? Una volta lui... Sì, dica pure. Ecco, che cosa fece una volta? Lo dica tranquillamente. Lui... Si può dare atto verbale di questi momenti piuttosto lunghi? È registrato, di silenzio? che bisogna... È videoregistrato, avvocato. Ah, vabbè, ma dico bisogna- i giudici... Così? Sì, va bene, no, vabbè. I giudici sono presenti, è video registrato, lo Certo. possono rivedere in ogni momento. Chiudi I così, futuri giudici che dovessero occuparsi di questo processo Mi auguro di no. a qualsiasi titolo, lo potrebbero anche rivedere. Vabbè, Mica è un mio augurio, chiaro. Non ipotecate il futuro, signore. Ah, posso Allora, rispondere? torniamo- Posso rispondere? Certo che può rispondere, signore. Lui con la bocca... Una volta, sì. Dica pure, guarda, dica tranquillamente. Cioè, mi fece venire un livido nel seno Nel seno quale? sinistro. Nel seno sinistro. Le fece venire un livido nel seno sinistro. E la mattina dopo... Prego. Sì, la mattina dopo... Cioè, no, facevamo come se non fosse successo niente. Cioè, come se non fosse successo niente, nel senso che lo negava o si meravigliò lui? Le chiese cosa hai fatto, chi ti ha fatto questo? Sì, disse cosa ci avevo fatto, E lei cosa le rispose? che era stato lui. E lui cosa disse? Che era stato lui. E lui cosa disse? Cosa disse a questa sua affermazione? Disse sei stato te. E lui cosa disse? Riconobbe che era stato lui o si meravigliò e lo negò? Giriamola così.
Cioè, non ci credeva che... Non ci credeva che fosse stato lui o che lei avesse male? Era un livido, Presidente, se non ho capito male, no? Quindi, al di là del dolore c'era il livido, si sta parlando di un livido. Sì, normalmente uno non gira però col seno fuori e col... Non lo so, normalmente no, ma in un letto in queste occasioni può darsi che la ragazza non fosse con la camicina da notte. No, ci faceva spogliare completamente. Ci faceva spogliare completamente. A vista è molto più semplice la verità. Ma non ha risposto alla domanda. Ora ci risponde, se non ci risponde glielo Ecco, e contestiamo. allora ritorniamo alla domanda che le aveva fatto prima il pubblico ministero. Riconobbe che era stato lui o lo negò? Cioè l'autore di questo livido. Sì, ho capito. Cioè negò? Perché, Sì, lo negò. Lo negò, perché dice è così, allora non capivo bene. Cioè negò di essere stato lui. E era la notte, come ha detto lei, le sembrò che aveva bevuto, la mattina era sobrio. Almeno le sembrò. Sì, sì. Senta una cosa, il fatto che lui uscisse la notte era in particolari giorni della settimana? Usciva così, Sì, ho capito. senza, o c'erano dei giorni in cui usciva abitualmente, non so. Certe volte il sabato, la domenica, insomma il Certe sabato, volte più che o più spesso, il sabato e la domenica? Cioè, La notte, Il pubblico ministero dice il sabato e la domenica usciva abitualmente, nulla di Qualche strano, volta. il sabato e la domenica si esce tutti normalmente. Il nostro imputato dice che lui lavora, quindi è per questo la domanda. C'ha 28 vitelli. È la verità. Quindi abitualmente usciva il sabato e la domenica, usciva anche altre sere, no, più che altro il sabato e la domenica. più che altro il sabato e la domenica. Senta signorina, è capitato qualche volta, una volta, che lei abbia avuto dei ritardi nel suo ciclo mensile? Sì, Ponga la domanda, Presidente, non c'entro mica nulla. C'entra, faccio la domanda e poi le faccio tutte C'è e due una così. circostanza specifica, se Sì. non ricordo male. No, non ricorda male, Presidente. E è mai Lei ha avuto capitato? questo ritardo. sì, mi ebbe un ritardo di insomma 8 mesi, 6 mesi, Non me- Sei insomma mesi. 8 mesi. 8 Mesi o giorni, signorina? 8 mesi, 8 mesi. O giorni, signorina? no, mesi. Bene, la portò, ebbe modo di andare da un'ostetrica. Sì, lui mi portò Da un medico, da qualcheduno. Sì, mi portò da un'ostetrica che c'è l'ambulatorio vicino alla dottoressa, cioè, che c'è l'ambulatorio. Dove? A Vicino- Mercatale? Sì, a Mercatale, Mercatale. vicino dove ce l'ha la dottoressa. E in merito a questo suo stato di apparente gravidanza, cosa disse di dire l'ostetrica, oppure lei cosa disse? Questo ritardo, diciamo. Questo, ma sa, ha detto 8 mesi, per me... Beh, gli 8 mesi possono essere Sì, stati certo, successivi, ritardo, diciamo ritardo, è benissimo. Lui mi di- Allora dovremmo domandargli se quando ce lo portò quanti mesi erano decorsi. Benissimo, Quelli successivi. ci siamo capiti tutti, è inutile che stiamo... Era per vedere se riusciva a far capire cos'erano gli 8 mesi. Cosa disse all'ostetrica, signorina? E se quello che disse gli era stato suggerito da qualcuno? No, prima lui mi disse che dovevo dirgli che ero stata un dei ragazzi. Però io quando cioè, entrai lì dentro, insomma, a parlare con l'ostetrica, cioè gli dissi che non ero stata con nessuno, con nessun ragazzo. E cosa Ecco, disse? però non me la sentii di dirlo, che ero stata con che era lui. stata con suo padre. Vabbè, e poi prese una strada quel fatto.
Senta una cosa. Magari gli vogliamo domandare per precisare. Prego. Dopo quanto tempo dal ritardo la portò lì? Ha capito? Ho capito però. Da quanto tempo dopo erano cessate le mestruazioni lei fu portata a suo padre lì? Non dopo 8 mesi. No, un po' prima. Ora non me lo Ricorda ricordo dopo preciso. quanti mesi che lei aveva cessato il ciclo? La No, di portò? preciso. 1, 2, 3, 4, 5, non ricordo. Grosso modo, non ricordo. Non importa. Ma di preciso no. Vabbè. Senta, signorina, lei ha detto che le è rimasto impresso, abbiamo visto come, l'episodio che suo padre minacciò sua mamma di ammazzarla con il fucile. È mai successo un episodio simile con un coltello? Se cioè sua madre è stata minacciata oltre che col fucile quella volta, In anche in un episodio diverso o nello stesso. Io chiedo se in episodi diversi. lo ricorda? No, col coltello ora non mi viene. Posso contestare alla signorina ciò che dice il 21 novembre Sapere del cosa ha 90? detto, scusi, prima di contestare, col coltello? Sembra che abbia detto col coltello no, qualcosa del genere. Grazie. È vero? Non lo ricorda? Oppure... Però una volta. Forse. Però una volta? Ecco cosa successe una volta, ce lo racconti. Cosa successe una volta? Lui gli tirò alla mamma un'accetta. Lui tirò alla mamma un'accetta. E non l'ha presa? No, ma. Ma? No, non l'ha presa però perché si scansò, ma se no. Perché si scansò. se Cosa no- era successo? Perché gli tirò un'accetta? Abbiamo una sentenza che tirò nel 43 l'accetta al padre. Come mai ecco, ci fu questo gesto di suo padre? Perché tirò l'accetta questa accettata a sua madre? Perché? Questo vuole sapere. Sì, ho capito. Qual era il motivo? Ma ora di preciso non. Non lo ricordo. E un'altra volta, cioè lui gli tirò. Cioè lui faceva. Cioè una volta faceva. Sì, dica pure. Cioè lui faceva. Cioè faceva del sapone fatto in casa, no? Il sapone col ranno, sì. E la mamma gli doveva reggere cioè lui lo mise tipo in un acquario, Sì. ora me lo ricordo di preciso. Doveva reggere la mamma si vede. il vascone. Sì, in quei momenti Se lo lasciò scivolare? e lui. Ecco, lui che gli fece? Che le fece? E lui gli tirò questo. Dica. Gli tirò questo vascone in testa? No, volevo dire un'altra cosa. Sì. Non gli tirò il Gli vasco. tirò un coltello tipo quelli che sono proprio macellai. Per tagliare la carne. Un coltello da macellaio. Coltello grosso. Ha mai minacciato sua mamma di sgozzarla con un coltello?
Presidente, mi oppongo a queste cose. Presidente, mi scusi. Siamo d'accordo che lei vuole andare fino in fondo, certo, la personalità. E noi abbiamo... Voglio andare fino in fondo, temiamo chi non vuole sapere la verità. Respingerei quella di chiunque altro, pubblico ministero compreso, per cui possiamo andare avanti. Grazie Presidente. Sono argomenti antipatici, certo. Antipaticissimi. Ma il processo è anche questo. Prego. Grazie Presidente. Può rispondere signorina alla domanda? Lei ha già risposto, glielo ricordo. Sempre il 21 novembre 92 è una domanda specifica, anzi l'ha detto lei spontaneamente, signorina. Ci dica pure, tanto siamo qui senza alcuna fretta né impazienza. Signorina, non è poi così difficile o sì o no? Dica pure tranquillamente, signor. Signorina, o un sì o un no? Dica pure tranquillamente, o sì o no. Noi recepiamo qualunque cosa che lei ci dice, non c'è nessun problema. Io le chiedo se suo padre ha mai puntato alla gola di sua madre un coltello con l'intento di sgozzare. O perlomeno con la minaccia. Con la minaccia, cioè, sì, chiedo scusa, è vero, faccio ammenda. Minacciando. La signora è viva, per fortuna, non ha mai avuto ferite di quel tipo, quindi era proprio una domanda. Questa è la prova. È qui con noi stamani, sarà sentita. È un sì o un no, signora? Come mai è un titubante? episodio come questo o no? Se non lo ricorda, dica non lo ricordo. Può dare atto che il silenzio dura 10 minuti quasi. È registrato per 10 No, minuti, registrato. abbiamo Registrato, no, scritto non c'è. Dura certamente da 3 minuti. Qualche minuto dura. da qualche minuto sicuramente. A me non fa che piacere far notare che dura da tanti Lasciamo minuti, i quindi commenti, signore, si lasciamo figuri i se la cosa... Non perdiamo tempo nei commenti, per favore. Per me, anche se aspettiamo mezz'ora, va benissimo. Signorina, ecco, Se no, glielo contestiamo e via. se no il pubblico ministero le legge la parte della sua deposizione che credo concerna questo episodio. È la stessa domanda messa all'affermativo, Presidente, non ho altro... Non ci sono altri particolari. Ricorda questo episodio o un episodio come questo, simile, o no? Che il suo babbo puntava alla gola di sua madre un coltello o qualcosa del genere. Con minaccia. Minacciando di ti sgozzo o qualcosa del genere, io non so. Ricorda questo episodio o no? Lo ricorda? Sì. Sì? Cos'era successo, signorina? Ha mormorato sì. Beh, insomma, non è un episodio semplice.
Vediamo se riesce a spiegarci cosa era successo. Adesso vediamo se lei ce lo può in brevissimo tempo raccontare. Cosa successe, insomma, cosa ricorda? Sì, una volta lui, cioè, gli disse alla mamma se non ritornava su insomma, dove era come si dice, dove era come si dice, supposti, no? Dove era nata, signorina? Sì, Ai dove suoi era luoghi nata. d'origine. A casa, se non ritornava a casa sua, insomma, Sì, si trovava di l'avrebbe- torno, quindi l'avrebbe ammazzata, sgozzata col coltello. Ce l'aveva in mano quando diceva questo. Ecco, era una semplice minaccia, oppure aveva il coltello proprio in mano, dice il pubblico. O glielo puntò alla gola, era questa la domanda. È sempre un sì o no la prima risposta. Io gli disse, guarda, se non torni a casa tua, No, e poi cioè, voleva fare il divorzio da lei. voleva? Fare il divorzio da lei. Voleva fare il divorzio da lei, ho capito, ma il pubblico ministero... Ma l'episodio in cui venne fuori questo argomento avvenne con lui che aveva un coltello in mano vicino alla gola di sua madre? Se potessimo fermare un attimo questi click che la signorina favore, è già in signori. difficoltà. Con queste macchine e con questi motori, fermiamoci. Avevamo detto che non voleva essere fotografata e ci sono No, i click. non stanno fotografando. Allora ho sentito male io. Per la verità non stanno fotografando. Ho sentito dei click di macchina Attenzione, fotografica. che se poi io mi accorgessi... Presidente, ho sentito dei click di macchina fotografica. Sì, ma non stanno fotografando. E poi è chiaro, se io mi accorgo, vengo informato che qualcuno contravviene, poi la pagano chiedo tutti. solo Questo l'ho che già se- detto, quindi ciascuno Date le sorvegli l'altro, difficoltà- perché poi paga il giusto per il peccatore. Date le Sia difficoltà chiaro. della ragazza, se possiamo Io non un ho avuto attimo motivo di sospendere. lamentarmi Nemmeno fino io, adesso. nemmeno io per la di verità, nessuno. io chiedevo solo un po' di silenzio. Ecco, quindi ora per favore sospendiamo anche tutto questo click, scatti e altre cose. Ecco, allora sì, ritorniamo a questo discorso. Se mi consente, per una volta faccio la contestazione, può darsi serve. Forse è meglio. Quale verbale, scusi? È il verbale del 21 novembre 92. La signorina dice una volta... Un momento, Presidente, io mi oppongo perché questo verbale è nullo ai sensi dell'articolo 21 novembre 92, Sì. Polizia Giudiziaria. Esattamente, ai sensi dell'articolo 199 Codice di procedura penale, perché la signorina non è stata avvertita che era figlia o parente del... Era stata avvertita in precedenza. Non vuol dire, ogni volta deve essere avvertita. E quindi questo verbale è nullo. Non si Dice possono fare a contestazioni. ulteriore precisazione di quanto riferito Non mi nei precedenti interessa, non mi verbali. interessa, ogni qualvolta deve essere fatto, deve essere avvertito, della facoltà di non rispondere. E mi sembra strano che addirittura per ben 3 volte, 21-11-92, 29-10-92, 5-11-92, la signorina non è stata avvertita e quindi questo vale sia per il PM... No, il PM l'ha avvertita, chiedo No, scusa. il PM Eccolo non l'ha qua. avvertita,
la legga bene, non l'ha Intendo rendere sommarie informazioni anche se esse riguardano mio padre. E che vuol dire? L'avvertimento è una cosa diversa, ben precisa, lo dice il 199. Sì, può essere in diretta. No, già, è in diretta come la testimonianza in diretta. No. Pubblico ministero, ci vuole riepilogare per cortesia il succedersi temporale dei... Allora, la prima volta in cui viene avvertita della facoltà, sia pure in modo indiretto, intendo rendere sommarie... Sono figlia di Pacciani Pietro, questo è l'ambito, quindi gli si chiede se è figlia. C'è un E. Intendo rendere sommarie informazioni anche se esse riguardano mio padre. Dopo questa, che è il 19 maggio 92, ce ne sono moltissime. Quella di cui sto parlando, di cui chiedo contestazione, è 21 novembre 92, quindi successiva. Presidente, mi scusi, la lettera della legge è ben precisa. Ecco, mi pare che il 199 dice facoltà di astensione dei prossimi congiunti, eccetera. Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà di astenersi, chiedendo loro se intendono avvalersene. Questa locuzione non esiste neppure nel verbale del pubblico ministero, né tantomeno esiste nel verbale di polizia giudiziaria. Io vorrei prima far vedere i verbali, così loro... Un momento, lasciamo parlare l'avvocato Bevacqua. Un minuto. Non solo, ma la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto che tale obbligo vale anche per la polizia giudiziaria. Punto e basta. Ecco, quindi lei solleva formale eccezione. Nullità dei punto, verbali. Quindi, nullità dei verbali. E quindi la non utilizzabilità neppure ai fini della contestazione. Né per la contestazione né per tutte le cose. Va bene, pubblico ministero, lei però ci dovrebbe fornire questi verbali. Perché a questo punto nessuno deve dire altro, vero, su questa questione. Questo è il primo, questi sono i successivi. Bene, la Corte si ritira. Si dà lettura della seguente ordinanza. La Corte, provvedendo sull'opposizione difensiva avverso la contestazione a Graziella Pacciani delle dichiarazioni da lei rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, atteso che dal verbale delle dichiarazioni in data 19 maggio 92 al pubblico ministero risulta solo che la teste si limitò a dichiarare che intendeva rendere dichiarazioni a lei richieste pur se riguardavano il padre, ma non risulta in alcun modo che costei fu avvertita che aveva il diritto di astenersi a rendere dichiarazioni secondo regola tassativa dell'articolo 199, comma 3, Codice Procedura Penale, che oltretutto tale avvertimento, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, sezione sesta 12.586, deve essere esplicito ed univoco, pur non richiedendo formule sacramentali. In presenza di espressa eccezione su tale aspetto, come oggi formulata la difesa, la Corte deve dichiarare che la contestazione alla Pacciani delle dichiarazioni rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria non può essere effettuata a cagione del vizio di nullità che investe i verbali menzionati. Per questi motivi dichiara nullità i verbali indicati in narrativa e pertanto la loro inutilizzabilità ai fini delle contestazioni. Bene, alleghiamole al verbale, pubblico ministero le ridò i verbali e richiamiamo la Graziella Pacciani per continuare l'esame. Ecco signorina, si accomodi di nuovo, stia attenta ai fili, si accomodi pure, benissimo. Bene, signori, silenzio. Allora prego, pubblico ministero, Grazie, proseguiamo Presidente. l'esame. Signorina, lei ci ha parlato di quello che avveniva in casa. È mai uscita lei e sua sorella con suo padre nei boschi, per scampagnate, per altri motivi? Sì. Dove vi portava? Sì, quando c'erano le feste, per esempio a Ospedaletto, a Chiesa Nuova, insomma a Tavernelle. Vi ha mai San portato Casciano.
fuori di casa a fare l'amore? Sì, Sì, specialmente nei boschi. Specialmente, scusi? Nei boschi. Nei boschi. specialmente nei boschi. Di giorno o anche in ore buie? Anche di notte. Anche di notte. Anche di notte. Vi portava entrambe o ha portato, per quel che ne sa, solo lei? Certe volte tutte e due insieme, invece A volte anche da sola? Ricorda i posti dove vi portava? Ricorda? Vi ha mai portato a Scopeti? Una località che, se lei sa che esiste una località che si chiama Scopeti. Conosce Scopeti o la strada degli Scopeti? Sant'Andrea in Percussì, sì, mi sembra si può andare a trovare gli Hare Krishna. vicino agli Hare Krishna. Degli Hare Krishna, sì, esatto. Una piazzola vicino agli Hare Krishna, di fronte, prima, dopo. In prossimità, diciamo, una piazzola in prossimità di questa villa degli Hare Krishna. Lo ricorda io? Sì o no, signorina? Sì, ci vuole un po' di pazienza. Ci vuole un po' di tempo, però visto che il sì o no Non è sempre così. Quindi dico, se lo ricorda di essere andata, se sì o se no, in una piazzola lungo questa strada vicino alla villa degli Hare Krishna, sì o no, se lo ricorda. lei ci ha detto agli Hare Krishna, quindi evidentemente ha capito. L'ha detto lei, signorina Hare Krishna? Ce lo dica senza problemi, anche se sono ricordi sgradevoli naturalmente, terribili. Però lei cerchi di dirci qualcosa, o sì o no. Ricorda questa circostanza, signorina? Sì, sì. Senta, signorina, era una piazzola al lato della strada? Lei ha detto vicino agli Hare Krishna. Se lo ricorda. Lei ha detto erano boschi, ora ci dice Hare Krishna, Scopeti. Ci si andava con la macchina, facciamo così, signori. Voi andavate con la macchina. Arrivava in macchina vicino agli Hare Krishna, in questo luogo dove la portava suo padre.
o scendevate, ecco, tanto per... Cerchi appunto se ce lo può dire, se lo ricorda. Se poi non lo vuol dire, io non è che lei è obbligato a dirle, insomma, alla fine. Non possiamo costringere a ricordare, però se lei lo ricorda ce lo dica, insomma. Se cioè suo padre la portava fin lì in macchina, arrivavate sul posto in macchina o dovevate lasciare la macchina e poi proseguire a piedi. Questo le chiede il pubblico ministero. Lo ricorda? Non se lo ricorda? Cioè, sì, ci portava con la macchina, Quindi fin lì con la macchina. L'amore lo facevate in macchina o vi faceva scendere? Cioè le cose che dovevate fare o doveva fare lei con suo padre, o dovevate fare, facevate in macchina o vi faceva scendere? Certe volte in macchina, cioè ci toccava, Vi toccava, sì, insomma. Facevate anche ecco, l'amore? ma non per... Ma non per? Ma non per? Guardi, lei cosa sta facendo con questa telecamera? La punti da un'altra parte. Dico a lei, sì, non sta prendendo, però la punti da un'altra parte, bravo. Lo stesso voi, signori laggiù. Senta, signori. Quindi ci dica un pochino. Vi toccava, qualunque cosa facesse, lo faceva in macchina o anche fuori? Fuori la macchina, cioè vi faceva scendere. Provi a dirci. Capisco, lei si agita, me ne rendo conto, ma... non è in grado di rispondere. Il pubblico ministero non mi pare che sia in grado di rispondere. Facciamo un'altra domanda. È agitata, agita le gambe. Proveremo nel caso, io mi riservo di interrogarla ancora dopo che abbiamo parlato degli esiti delle perquisizioni. Proveremo quella volta lì, però ho ancora qualche domanda. Va bene. Signorina, rimanendo a questo argomento che capisco con evidenza che per lei è difficile da ricordare, ricorda se quando andavate lì in macchina, questo ce l'ha già detto, a volte in due, a volte da sola, una delle due era costretta a uscire e lui rimaneva solo? Questo è mai successo? La domanda è precisa. È mai successo che quando eravate in macchina arrivati in quella piazzola di cui ci ha già parlato, le volte in cui andavate in due,
una delle due fosse costretta o invitata a uscire? Sì o no? Più domanda di così? O stavate tutti e tre, signorina? Ha capito la domanda? Ho capito, ho capito. Certo. Capito benissimo, è la difficoltà Sì, nel lo dirlo, so. Presidente. L'abbiamo già messa in evidenza, Sto cercando di aiutare. se ci riusciamo. Certe volte lui, cioè, non proprio in quella piazza, insomma, Sì, in genere. lui ci obbligava. Il ministero dice: stavate insieme tutti e tre oppure una era obbligata a uscire o invitata a uscire? No, certe volte lui ci obbligava. Cioè, Ci obbligava a stare tutte e due insieme oppure a una a uscire? no, quando ci portava nei boschi, cioè, Cosa faceva? C? Quando vi portava nel bosco, C. per esempio, con una faceva rapporti e una ci obbligava a. Come mi viene? Forse a fare da palo? A vigilare, no. no, Numero 3, codice procedura penale. a vigilare, a che cosa? Ma a partecipare anche lei o no? No, ecco, non a partecipare, quindi con Faceva una aveva in modo rapporti. che non venisse nessuno. Ah, vedere che non venisse nessuno. Non è forse fare da palo? Beh, vabbè, però, naturalmente. Senta una cosa, signorina, in quella piazzola o in quelle piazzole nei boschi è mai capitato che ci fossero, per lo stesso motivo o per altri motivi, altre coppie in macchina? In genere eravate soli allora, Sì, non c'erano altre macchine con altre coppie, quando vi portava? No, dice di no, che erano sempre soli. Senta, e allora cosa dovevate vigilare? Cosa vi diceva di vigilare? Beh, lo ha già detto prima, per la verità. Sì, io ho capito che vigilare, non so a vigilare da che cosa. che non arrivassero altri. Ah, ecco, non avevo capito. Chiedo scusa. Vero? Non vorrei avere... sì. Non avevo capito. Non me lo io. conferma che avrei potuto Sì, ho capito. ma- dire una cosa non vera. Io sono quello più in grado di... con la Corte, naturalmente. Vi ha mai detto perché, dato che facevate quelle cose, l'amore in casa vi portava anche nei boschi? Lei gliel'ha mai chiesto? Scusi, non ho capito. Lei ci ha detto finora che aveva rapporti con voi in casa nei modi che ci ha detto e che vi costringeva nei modi che ci ha detto ora a andare anche nei nei boschi. in macchina. Cioè Lui le ha mai detto perché andavate anche nei boschi, dato che avevate la disponibilità della casa? Prima domanda. Seconda, gliel'ha mai chiesto? Per volta sembra. Una alla volta. Allora, dice il pubblico ministero, poiché voi avevate la possibilità di fare quelle cose, o lui aveva la possibilità di fare quelle cose con voi, aver rapporti con voi in casa senza alcun disturbo, come mai vi portava nei boschi? Anche nei boschi?
C'è una spiegazione, un qualcosa, un perché di questo? Se lei lo sa, c'è un motivo? No, ora non mi viene. Non lo sa, non lo sa. Gliel'ha mai chiesto? Glielo ha mai chiesto perché? Lei o sua sorella? Glielo avete mai chiesto? Perché ci porti nei boschi e via dicendo, a fare queste cose, ecco così, tipo, domanda tipo questa. Gliel'avete mai chiesto? No, no. Presidente, Col faccenno di no col capo, per noi è no. la Corte ne è Presidente, testimone. io con la riserva che ho detto di risentire la signorina dopo che avrò mostrato e parlato tramite polizia giudiziaria dei contenuti delle perquisizioni, in questo momento non ho altre domande. Quindi in un secondo momento, per oggi no. Per oggi no. Per oggi no. Allora passiamo alle domande. Ecco, è l'avvocato Colao, l'avvocato mi pare, stia tranquillo, che vuole fare una domanda. Prego, avvocato. Signorina Pacciani, accetta una domanda? Le vorrei fare una domanda. Mi risponde? Sì, avvocato. Dipende. Poi a lei Dunque, cerca vorrei di sapere una cosa. Lei ha detto che lui tornava alla notte e a volte la svegliava per fare quelle cose. Se non l'avesse svegliata, lei si sarebbe accorta che lui rientrava o no, perché dormiva insieme alla mamma e alla sua sorella? Ha capito la mia domanda? Sì, Se ne sarebbe accorta se non l'avesse svegliata che lui rientrava a casa la notte? no, certe volte quando tornava lui, cioè, noi si dormiva, Bene, grazie, voglio sapere questo. Cioè, volevo sapere questo. Poi un'altra cosa, mi scusi. Lei ha mai fatto da infermiera a lui, fasciandogli le ferite che si produceva sui bracci? Si ricorda questo? sì, Sì? sì. Una volta quando lui Una volta quando? Si era fatto male? Ecco, mi vuol rispondere con precisione, prego? Si era fatto male non può al suggerire la braccio? risposta perché lei Si era è fatto dalla male. stessa parte del pubblico Si ministero. era fatto male? Ecco, quindi io posso fare il controesame, lei no. Si era fatto male suo padre? È una novità. Signori? si tornava. Ha una mano? Eh? Ha una mano? No? No, ogni tanto tornava a casa, Silenzio. cioè ferito al braccio, alle mani. Dei graffi sono feriti, roba che può capitare in campagna, no? Cioè, lui ci diceva che si era fatto male là dove andava a lavorare. Si obbligava a fasciarli, Cioè, a medicarlo. a medicarlo e a fasciarlo. Sì. Grazie, le faccio un'ultima domanda. Scusi, il babbo, cioè lui, quando faceva l'amore con voi, alle volte
usava un membro di gomma? È una domanda un po' scabrosa, ma se lei è venuta qui naturalmente può rispondere, se crede. Sì, Sì. sì. Lo usava spesso? Sì, dico, Con- lo sì, usava lo usava. spesso? Con su noi di- sì. Sì, lo usavo. Con voi o anche su di lui? Anche su di lui. Anche su di lui, avvocato. Signorina, grazie. Signorina, io sono un avvocato che difende gli interessi di una famiglia a cui è stata uccisa una figlia. Avvocato, saltiamo le premesse. No, è soltanto per presentare. Sappiamo chi è lei e cosa rappresenta. La domanda per Lei lo sa, ma la signorina Paciani non lo sa, quindi mi pare giusto che io mi presenti e mi qualifichi, vista la difficoltà di comunicazione con questa testimone. Questa non l'agevola di sicuro. Ora faccia la domanda. Beh, insomma, ognuno lo valuta a modo suo. Allora, signorina, lei ha detto durante l'esame precedente di aver visto una pistola nella vettura di suo padre. Si ricorda più o meno quanti anni lei aveva quando ha visto questo oggetto? Era una bambina piccola, una ragazzina. È avvenuto molto Ho tempo capito fa, la dice domanda. l'avvocato. Ma ora, cioè, l'età non me lo ricordo, però era molto tempo fa. È molto tempo fa, l'età non me la ricordo. Lei è nata nel 67, Sì. 1980, 81, 82. Molto prima che andasse via di casa. Difficile. Quando si stava ancora... Ecco. Quando si stava... Quando... Sì, Si preoccupi. Ah, me la potrebbe riferire, scusa. Prego? Me la potrebbe... Rifare? Come? Cioè, quando lei vedeva questa pistola, ricorda grosso modo dove abitavate in quel periodo? Si abitava a Mercatale. A Mercatale. Se lei vedesse una pistola uguale, sarebbe in grado di riconoscerla? Marzo 80. Si trasferiva a Mercatale. Sarebbe in grado di riconoscere, perlomeno Individuarla, grosso modo? di dire, Penso di sì, penso. penso di sì. Bene, non ho altre domande alla testa. Altro? No, benissimo. Avvocato, beva acqua, per favore. Prego. Signorina, si ricorda se la polizia o i carabinieri vi hanno fatto vedere 3 pistole? Ricorda a suo tempo quando lo interrogarono? Se le hanno fatto vedere delle pistole? Sì, una volta me la fecero vedere. Una volta E gliel'hanno mi fatta. dissero se era uguale a quella lì. E lei cosa rispose? Cosa rispose? Vuol sapere l'avvocato. Disse di sì o di no? Se lei si ricorda se lei se le parve di riconoscere in quella pistola del babbo
una certa pistola Astra, se lo ricorda? Si ricorda se questa pistola poi fu sequestrata il giorno che il babbo fu arrestato dai carabinieri? Sì, mi sembra sì, fu sequestrata, Ecco. perché mi sembra se gli disse no ai carabinieri, che ce l'aveva in casa. Ecco, Mi cioè aveva paura che lui... fu sequestrata, quindi l'abbiamo. il giorno dell'arresto di suo padre Esattamente. Posso dire fu no? sequestrata una pistola Sì. che voi indicaste ai Esattamente. carabinieri. Esattamente. Se vuole la Corte, io alla Corte do il verbale di sequestro. Ma posso dire un'altra cosa? Dica. No, se aveva paura che lui... Cioè noi non si sapeva che era una pistola, insomma, a salvo, come si dice? Se aveva paura che fosse una pistola vera, e insomma, che vi facesse del male, che vi facesse del male. Loro avevano paura perché non sapevano che era una pistola a salvo e quindi aveva paura. Avevano paura che gli facesse del male con quella e perciò l'hanno insegnata ai carabinieri. Così. Ed era avvolta in uno straccio e fu trovata in macchina, se lo ricorda, signorina? sì, proprio, sì, era avvolta in uno Ecco, io do il verbale alla... se posso. Dovrebbe già essere. C'è già. C'è già, allora basta, è il foglio 105 Lo del indichi. volume C. Senta signorina, lei ricorda, ha parlato di 2 fucili, si ricorda di 2 fucili, gliel'ha detto il pubblico ministero stamattina, che c'era un fucile ad avancarica che fu dato a un certo Valerio Caminati, se lo ricorda? Sì, Oh. E l'altro, può darsi che il babbo le disse che l'aveva data a un certo Bottai? sì, vabbè. Va bene, grazie. Bottai. Che se poi è vero non lo so, ma lui ci Vabbè. disse così. Bene, Se poi è vero non lo sa, però dice, lui certamente le ha detto così. senta signorina, il babbo dove lavorava? In campagna, dove? Da chi lavorava? Da quali persone? Sì. Sì, prima, cioè, ci fu un periodo lavorava da afrogaziero Sì. e poi dopo sì, ho lavorato alla Villa Verde, da cosa? Sempre a Luiano, da Forlano. È mai caduto il babbo da qualche parte, si è rotto il braccio, qualcosa del genere? Lei lo sa se è mai caduto? Non lo so, Quindi non è mai stato ingessato il babbo? no. Non è mai stato. No, dice di no, non è mai stato ingessato. Senta signorina, queste escoriazioni il babbo diceva di averle fatte, di averle subite o di essersele fatte durante il lavoro, o no? Sì, sì, Quindi veniva nel pomeriggio, la sera e aveva queste cose ingessate e lei la sera o no? sì. Quindi Quando nel veniva, pomeriggio, quando veniva con le braccia in giù, quando tornava a casa? Sì, quando tornava a casa nel pomeriggio, vero? sì, Grazie. Pomeriggio o no? La sera tornava dal lavoro, la domanda era questa, il lavoro, quindi erano conseguenti al lavoro, No, tornava a scusi, casa. questo lo dica lei, via. Beh vabbè, comunque. Io ho fatto la domanda se andava al lavoro, si faceva male al lavoro, quando tornava dal lavoro si faceva Vabbè. Controlleremo poi. Non c'è problema. Benissimo. Grazie Presidente. Un'altra domanda. Signorina, mi scusi tanto, lei ha un'altra sorella, sì, più grande di lei? sì, di un anno. Senta, ma questa sua sorella ha avuto qualche, così, piglia delle pillole, qualche cosa, perché non sta molto bene? O Sì, credo le prendo ogni tanto. no? Ogni tanto le prende.
Va bene, Cioè nient'altro. credo li facciano anche delle punture, ma... Fanno delle punture. Lei però non le prende queste, lei dico non prende queste Com'è? punture varie, non gliele fanno, lei sta È bene. sotto tutto. cura, una qualche fa alcune cure, non so. Chi lo sa? Lei. No, lei. No, no. Lei no. Senta signorina, può darsi che papà si sia arrabbiato con lei perché aveva lei un rapporto, una relazione, se lo ricorda, può dire di sì, può dire di no, con un ragazzo della cui amicizia il babbo non era molto contento perché questo ragazzo pare che le prendesse dei soldi, eccetera. Una domanda, grazie. Questa è la domanda che può anche postulare la risposta, perché è consentito. Allora, aveva lei questa relazione? No, io no, non l'ho mai avuto. Ma suo padre si arrabbiava perché pensava perlomeno che ce l'avesse? Gliela rimproverava perlomeno? Senta signorina, lei sa se papà, con tutte queste nefandezze che ha commesso, le ha intestato a lei e a sua sorella una casa? O no? Sì, ci hanno testato una casa, quella dove si sta Si nel sta. Casale. Quindi con i guadagni suoi, del babbo? L'ha comprata con i guadagni del babbo? O no? La mamma dice di no. E come l'ha comprata, scusi? Chi gliel'ha regalata questi soldi? La mamma dice che quando eravamo più piccole Insomma, la casa ve l'ha intestata a voi o no? sì, Ah. però Anche il garage? sì. Tutto qua. Però anche se ci tiene la macchina La macchina. dentro. Senta signorina, Invece lei è non stata visitata parecchie volte da persone estranee oppure no, dopo che il babbo fu arrestato? No, solo Non ora, il primo arresto, quello relativo ai rapporti che ha avuto con voi. no, solo quella volta che ebbe quel ritardo, ma poi non ci sono No, andato. forse non mi sono spiegato bene. Cioè veniva persone da voi dopo che il babbo è stato arrestato a seguito di vostra denunzia, anzi credo la denunzia non l'ha fatta lei, l'ha fatta una signora, è vero? La denunzia nei confronti del babbo per queste violenze presunte sessuali, per cui c'è già una sentenza, non l'ha fatto lei, l'ha fatto la signora dove lei Quindi non abitava. sono presunti. No, l'ha fatta la mia sorella, ma non... Dico, C'è una sentenza, non sono presunti. ma c'è anche la sentenza del 68 che è presunta. Su, via. Scusi, L'ha fatta mia secondo lei- sorella, ha detto. Ma non con l'aiuto di... senza l'aiuto delle Come? persone. L'ha fatta? L'ha fatta sua sorella, Ah, senza l'ha- l'aiuto di nessuno. Delle persone, sì, si confida, Sua sorella? parlava con quella signora dove andava a lavorare, però lei non già... Sì, no? Non gliel'ha fatta fare lei? No, no. Vabbè. Senta signorina, volevo domandarle un'altra piccola cosa. Quando sono venuti a praticare la sua casa i carabinieri, i poliziotti, se lo ricorda? Sì, me lo ricordo, però... E quante hanno fatto diverse perquisizioni o no? Sì, Quante ne hanno fatte? Se le ricorda? no, non me lo ricordo. Ma ne hanno fatte una, due o diverse? Diversi, però cioè, non me lo ricordo quanto. Ecco, voi siete state invitate molte volte oppure no ad andare nella stazione dei carabinieri, alla polizia per rendere dichiarazioni sul papà, sul babbo, su quello che lo vuole chiamare, come lo vuole chiamare, sul Pacciano.
Capisce cosa le voglio dire? È stata chiamata lei più volte, è andata, si è recata più volte dai carabinieri, dalla polizia. È venuta la polizia in casa dove lei lavora, più volte o no? Dove fu sentita lei, signorina? Si ricorda se sono venuti in via Pietro Tacca o qualcosa del genere? La polizia più volte. Sì, certe volte venivano o a casa dove si stava noi, o se no, sì, una volta anche a Firenze. Anche a Firenze. A Firenze dove? Firenze è grande, sa? Dove lavoro. Dove lavoro? E venivano, e che cosa venivano a fare, scusi? Scusi, io vorrei saperlo, no? Sì. Tra l'altro difendo suo padre, anche se è un padre, come dice lei, di un certo tipo, però. Cosa venivano a fare? Interrogarmi per sapere se sapevo qualcosa su di lui. Su di lui? Ecco, senta, quando venivano a casa sua dalla mamma, stavano parecchio tempo in casa sua? No, non ci stavano. E giravano per tutte le stanze? Non si arrabbi, signorina. Se se lo ricorda bene, se non se lo ricorda mi dice no. No, non è che si arrabbia. No, fa così con la mano. E vabbè, poverino. Se lo ricorda o non se lo ricorda? Sì, no. Lo dica. Non se lo ricorda? Scusi. Dica. Cioè, io la domanda che le volevo fare è questa. Quando venivano a fare le perquisizioni, venivano, entravano per perquisire, entravano in una stanza, poi entravano in un'altra stanza, poi entravano nel garage, poi andavano a vedere la macchina. Se lo ricorda questo? O no? Sì, me lo ricordo. Oh, quindi ci stavano qualche minuto, qualche mezz'oretta, qualche oretta ci stavano, o no? Sì. Oh. Sì, cioè non è che andavano via subito, si trattenevano un po' lì. Sì. Senta, e queste frequentazioni, capisce cosa vuol dire frequentazioni? Cioè attività frequenti. Pare che lei abbia detto di 3, 4, 5, 6 volte, queste presenze di questi signori della legge. Lei se ricorda gli ultimi periodi, quando Babbo è stato arrestato? Se lo ricorda quando Babbo è stato arrestato ora, recentemente? Se lo ricorda? Se non se lo ricorda mi chiedo. Signor. Forse abitava in un'altra casa. Vediamo. Non ho altre domande, Presidente. Grazie. Avvocato Fioravanti. Senta, signorina Pacciani, lei ha parlato di 2 fucili. Uno è quello che fu ceduto, venduto a suo cugino o a suo zio, e questo va bene. Dell'altro fucile, ricorda se era solo un calcio di fucile senza canne? No, io mi ricordo era un fucile, non un calcio. No, lei mi deve dire se quel fucile aveva le canne. No, non ha risposto. Almeno per me non ha risposto. Vabbè. Se poi ha risposto... Sembra di sì. Sembra di sì. Mi sembra di sì. Sembra di sì. Ecco, lei e sua sorella Rosanna, in un certo periodo della vostra infanzia, se lo ricorda, siete stati in un collegio. Sì.
Per quanto tempo? Per 7 anni, 6, 7. 6-7 anni. 6-7 anni. Ecco, abitavate allora a Sant'Anna, Montefiridolfi? Sì, si abitava a Montefridolfi. E lui insomma, ogni tanto, insomma, ogni 15 giorni ci veniva a prendere, ci portava a casa. Ecco, siete mai scappate da questo collegio? No, Non siete venute via mai da sole? no. Dunque, un'altra cosa, altre 2 domande. Sì, ecco, per caso, volevo completare la domanda precedente. Per caso, una volta, invece che stare in collegio, non vi hanno trovato in una casa abbandonata? No, cioè non mi no. No, Cioè cioè la mia non sorella mi la ricordo. scappava ogni tanto, però Ecco, quindi sua Perché- sorella era scappata, lei no? sì, ogni tanto sì, perché lui, Ogni tanto. perché lui la maltrattava e Vi trovarono in quella casa abbandonata con 2 ragazzi? no, No. non credo. Con un certo signor Pecci? Si è già detto di no. Io voglio insistere, io non lo so No, perché. dice di no. No. Lo conosce il signor Pecci, il Pecci? Mi sembra di no. Mi sembra oppure no? Sembra di no. Tanto è registrato e c'è scritto sempre. Ho un'altra cosa. Lei ricorda quale età aveva al momento del ritardo delle mestruazioni? È un fatto importante, 8 mesi. No, di preciso l'età ora non mi... Di preciso l'età non la ricordo. La ginecologa che l'ha visitata ha fatto un certificato, ha dato delle medicine. Le fecero un certificato, medicine, le prescrisse. No, io non ho mai preso punti medicine. Non ha mai preso punte medicine. Ha fatto un certificato a quel tempo la ginecologa o no? L'ostetrica chi era? No, cioè mi visitò, ma poi non mi... Ecco, si saranno anche regolarizzate queste mestruazioni, quindi Dove? spontaneamente o con medicine? No, senza medicine. Senza medicine. Un'altra cosa, lei ha visto molte volte i carabinieri e la polizia a casa sua, fuori casa, a quella casa a Firenze dove lavora. L'ultima volta che li ha visti, quando è stato? Lo ricorda l'ultima volta che ha visto i carabinieri in casa? Oppure non soltanto in casa, se gli hanno parlato, l'ultima volta gli hanno parlato i carabinieri, scusi, i carabinieri, la polizia, della legge. L'ultima volta che lei ha avuto modo di parlare, di vedere, di parlare con i carabinieri, con la polizia, quando è stato lo ricorda? No, di preciso no. Pochi mesi fa, pochi giorni fa, poche settimane fa? Ieri? Gli è arrivato un avviso per venire qui a testimoniare? No, cioè almeno non credo.
Chi gliel'ha portato l'avviso? Come fa a venire qua lei? Chi l'ha portata qui, signorina? Come è stata avvisata di venire qui? No, mi hanno telefonato dicendo che dovevo venire a testimoniare. Chi gli ha detto l'indirizzo di qua? Chi Tutto le ha quanto? dato le indicazioni? Chi le ha telefonato? Insomma? Lo ricordo? Uno della polizia. La polizia. Chi l'ha accompagnato qui, signora? Scusi, siamo tanto in tandem, siamo. Sì. Scusi. Chi l'ha accompagnata qua, signorina? Stamattina Metto l'ho queste visto. domande, ma insomma... No, Presidente, nulla di che. No, si diceva che le domande devono essere pertinenti all'imputazione. Ma però, d'altra parte... L'imputazione c'è. È un No, processo sì. questo. Vabbè, non ho nessuna opposizione, Sì, appunto. abbiamo la massima Appunto. chiarezza e trasparenza. Appunto. Se l'avvocato lo vuol sapere glielo dico io. Ecco, me lo dice perché non lo so. Ecco, allora così perdiamo meno tempo. L'hanno accompagnata il maresciallo dei carabinieri di San Casciano stamattina insieme alle signore con cui è venuto. Ah, non lo so, lo dico io. Quindi, insieme alla signora signorina, che è lì accanto alla ragazza. Lei è stata accompagnata dalla signora che le è stata sempre accanto, in silenzio, durante l'esame, e dal maresciallo di San Casciano. No. Credo, No, scusate, ah, ha visto, no, ho sbagliato lei- io l'ho detto al maresciallo e credevo l'avesse accompagnato. Signora, lei non c'entra nulla. Sì, no, signora, lei per favore. Capisco che lei in questo momento cerca di aiutare, però lei deve stare come è sempre stata finora zitta. Ecco, signorina, quindi, guardi, non è mica nulla di trascendentale, non vorrei che lei si mettesse a soggezione di qualche cosa, è solo un'informazione che le chiediamo e basta. Da chi è stata accompagnata, oltre che dalla signora? Guardi che non c'è mica nulla di male, chiunque l'abbia Cioè, accompagnata. dalla signora dove vado a lavorare fino con delle signore. Quindi dalla signora dove vado a lavorare con delle signore. Ho confuso io perché è l'altra sorella che Ah, abita a vabbè. San Casciano, tutto qui. Era per massima chiarezza per dire che se c'è Vabbè. qualche dubbio di questo genere, No, se poi a un certo punto c'è la Io non ho signora. fatto insinuazioni di ma nessuno. io, No, io dico. me l'ho levato. Va bene, via. Cerchiamo la verità. Non mi permetterei mai. No, e allora la domanda era per sapere che Era una domanda maliziosa, No, Presidente. era sull'imputazione, il era che sull'imputazione. è del tutto ammissibile, perché Infatti ho risposto io perché No, siccome la ragazza non mi sembra eccezionalmente vivace, certo, io non riuscivo a capire come mai questa ragazza... Come avesse trovato la strada del bunker. strada, e la strada l'ha trovata, perché sono due Certo. gentilissime signore, o L'hanno tre o accompagnata. quattro, che l'hanno L'hanno accompagnata. Ora l'ho capito, grazie. ha visto? C'è chi si fa accompagnare Un'altra domanda. dai carabinieri, chi invece, chi viene in autobus, chi da suore, chi invece da cose. chi Quindi da suore, certo. va bene. Ci sono anche quelle sveglie, avvocato. Va bene, via. Avvocato Fioravanti. Sì, un'altra domanda. Prego. Lei, signorina, ha detto che il babbo, il sabato o la domenica, vi accompagnava a delle feste paesane, come ha citato lei Spedaletto, Chiesa Nuova, Cerbaia, San Casciano. L'8 settembre 1985 lei è stata col babbo insieme alla Rosanna alla festa dell'unità a Cerbaia. Sono quasi 10 anni fa, 9 anni fa, se lo ricorda. Sì, mi sembra una volta ci portava sì, alla festa a Cerbaia, sì, ma non mi sembra in quella data lì. Quindi Allora- a Cerbaia sì, ma non si ricorda, Sì. Non mi le sembra in quella detto. data. No, non si ricorda, ha detto non mi sembra. Non mi sembra in quella data, dice. Non mi sembra, comunque l'ho capito anch'io che ha detto non mi sembra. Ora però vorrei sapere un'altra cosa connessa a questo. Lei conosce il signor Fantoni Marcello? Sì, lo conosco. Dove abita il signor Fantoni? Confina di fronte a noi. Di fronte a casa sua. Che mestiere fa il signor Fantoni?
Fa il meccanico. Il meccanico. Sa dove fa il meccanico? Come? Dove lavora da meccanico? Di preciso non lo so, ma penso lì a Mercatale. A Mercatale. Ecco, siccome l'abbiamo fatto tante volte questo discorso in famiglia, perché io ho frequentato molto la sua famiglia. Allora oltre alla polizia ci andava anche lei, avvocato? Sì, perché io difendo Pacciani Pietro. Non la signorina. No, la polizia non può difendere la signorina o la Ma famiglia lei di faceva Pacciani. le domande in casa al test? Io io non facevo domande al test. Anche alla polizia? Questo è il nuovo codice. Anche alla Signori, polizia. per favore. No, Presidente, era una domanda semplicissima e le ricordavo che ne avevamo parlato tante volte a Mercatale. Ci siamo incontrati tantissime volte con la famiglia Pacciani. Certo. Presente lui o non presente lui. Ecco, quella sera dell'8 settembre, lei dice non mi sembra o mi sembra, ha visto Fantoni Marcello a quella cena? No. Non l'ha visto. Con che è andata la festa di Cerbaia, lei? Con la macchina del babbo? Ci portava lui con la macchina, con la Ford. Con la Ford Fiesta. Ecco, per caso finita la cena, non è che andando a accendere la macchina per metterla in moto non si è accesa? A me mi sembra che quella macchina lì non si è mai... Guastata. Cioè, almeno quando si andava... Sì, quella 500 aveva, sì, ma non... Quella lì non credo si sia... Quindi lei non ricorda, come dice l'avvocato, se quella sera o un'altra sera, non so, nell'andare a accendere poi non è partita, non si è accesa. Ha detto no, non ricordo, dice non è mai successo. Il non ricordo è un'altra cosa. No, dice non si è mai... Però aveva due macchine lui. Aspetti un attimo, stiamo parlando... Tre ne della- aveva. Dice quindi la Ford Fiesta è sempre andata bene, mentre la 500 aveva dei problemi. Pare di no. Tre ne aveva. Ne aveva tre. Ne aveva tre. Dal 1968 ne aveva 3. Quando stava la Rufina aveva la 600. Ne aveva tre, non tutte insieme le avrà avute. Altre domande? Grazie. No, ecco, scusi, signorina, sono sempre la stessa zuppa. Chiedo scusa, siamo sempre della stessa zona della difesa. Senta, babbo aveva due macchine, vero? Sì. E ne usava alternativamente o una o l'altra. Sì, quella 500 la adoperava per andare a lavorare e quell'altra diciamo per... Ecco, adoperava meno la Ford, poco. No, certe volte adoperava anche la Ford Per andare a lavorare. anche per andare a lavorare, per esempio quando non... Non partiva. Quando quell'altra non Non partiva. non gli parava. Ecco, però papà si muoveva sempre là vicino casa, insomma, usciva di casa, andava a lavorare e poi tornava indietro, o no? Se lo ricordo? Lo sa. Non ho capito bene. Cioè l'avvocato dice ma questa macchina l'adoperava anche la Ford per andare vicino a lavorare vicino a casa, non so se andava vicino a casa, e poi tornare o ci faceva anche delle girate? No, certe volte adoperava anche per esempio ogni tanto si andava a trovare la zia, allora ogni tanto prendeva quella lì. Oh, bene.
Senta signora, lei si ricorda se papà era amico di un certo maresciallo, Simonetti? Vai, è partita una cosa. Sì. Se lo mi ricorda? sembrava- Sì. E anche del Molto Vanni? amico. Com'è? E anche del Vanni. Sì. Ecco, Infatti sì. erano molto... Eh? andavano spesso insieme. Spesso insieme. Senta, si ricorda se quando andavano spesso insieme, in genere papà andava con loro perché era il Simonetti che guidava, cioè andava con la macchina del Simonetti, Sì, ogni tanto andavano... con la macchina del Simonetti. Sì. Ogni Cioè- tanto. Ecco, dove andavano? Si ricorda se il babbo gli diceva andavano in trattoria, andavano a bere, alla cantinetta, non lo so. Magari la sera tornava qualche volta ubriaco, se è vero, se non è vero. Se lo ricorda questo, signore? Ma certe volte il Vanni Mario dice... cioè... Vanni Mario lo chiamava? come? Vanni Mario lo chiamava il babbo per andare fuori? Sì, ogni tanto veniva a Montefiridolfi, lo veniva... e gli proponeva se andava... A cena fuori? Sì, o se no a qualche festa, siccome insomma lui lo sapeva. Andavano a ballare? dove- Il babbo andava spesso a ballare? No, non sa se il babbo andava a ballare oppure no. Che ne so. Non è mica nulla di male, ballare, fra tutte le altre cose, mi pare che sia una delle cose più normali, o no? Tu? Penso di sì. Cioè, Ballava? Non coi lupi, ballava, dico, con... Ballava o non ballava? sì, penso di sì. Oh. E andava con il signor... ballava, cioè andava con il signor Vanni? Con il signor Simonetti? Se lo ricorda? Cioè, se c'è andata anche lei, forse, se no come fa a sapere? Se Simonetti andava Sì, a pigliare? andavano... Qualche volta c'è andata anche lei? Si Sì, ricorda? con loro certe volte sì. Ecco. No, con Vanni Mario. C'era anche la figlia di Simonetti qualche volta? No, io non l'ho mai... Non lo ricorda? Senta, ma si ricorda se è stanca non le faccio più domande. Se vuole non le faccio più No, domande. Se è stanca non le faccio no, più no. domande. No, le volevo domandare se papà preferiva andare in macchina con gli altri o guidare lui. No, certe volte prende, per esempio anche quando si andava a trovare la zia, cioè prendeva la sua macchina e, E guidava lui. sì, e guidava lui fino a un certo punto. E poi cioè, lui diceva che che la strada la sapeva fino a un certo punto e poi E poi si fermava, o no? sì, la sapeva fino a un certo punto e poi E poi si fermava, o no? sì, insomma Vanni Mario, La pigliavano gli altri la macchina? sì, sì, Oh, grazie, non ho altre domande. La zia dove stava? La sua zia? com'è? La sua zia dove stava? No, credo stia ancora a Vecchio Mugello. A Vicchio Mugello. Poi non lo so. Senta, signorina. Presidente, se poi lei mi consente ho qualche domanda. Allora, cominciamo da capo. Pubblico E ministero. sono brevi e derivano da quello che ha detto finora. Signorina, io vorrei ritornare un attimo all'argomento che è stato abbandonato opportunamente, vediamo se è così, relativo all'acquisto della casa. Lei stava dicendo che sua mamma, è vero che ha risposto che ha una casa intestata a lei e sua sorella, almeno così ho capito, e che la mamma diceva che non era stato il babbo a intestarla, a comprarla, ci fa capire. Comprarla. No, dice però la mamma diceva che. Diceva che, ecco esatto, scusi, però io ho interpretato quel però, volevo capirlo.
Cosa diceva la sua mamma a proposito di questa casa? No, diceva che non erano tutti soldi suoi. Ah, ecco. E di chi erano questi soldi? Quindi non erano tutti soldi di suo padre, ma erano anche soldi di chi? I genitori. Forse si semplifica. Lei ha mai lavorato, signorina? Come? Lei ha mai lavorato? No, fino a 19 anni no, poi... Questa casa quando le è stata intestata? Se lo sa. Quando fu rilasciato in un primo tempo. E allora la mamma diceva che non erano soldi suoi perché? Diceva che erano soldi della famiglia, che avevate lavorato tutti, e questo è il concetto. Cioè di chi erano questi soldi se non erano Risparmi, tutti di suo non ho padre? capito. Insomma. Risponda tanto. Di chi erano? O almeno cosa diceva Secondo la sua mamma. madre, Se certo. lei non lo sa. Lo ricorda? Cioè, che erano della famiglia. La mamma diceva che erano denaro della famiglia. Senta, sua sorella invece lei dice ha lavorato dopo i 19 anni. Sua sorella quando ha lavorato? Se ha lavorato mai? No, ha lavorato 5 anni in una famiglia a Firenze. Ricorda in che periodo? Se lo ricorda, signora. Lo chiediamo alla sorella. Lo chiediamo alla sorella. Senta una cosa, allora facciamo l'ultima domanda a questo proposito. Lei ha detto ora lavora. Com'è? Lei ora lavora. Sì. Il denaro che guadagna lo mette in casa per la famiglia o per se stessa? O lo usa solo per sé? No, diciamo, un po' lo metto da parte, un po' lo do per le spese in casa e per le cose, per le cose personali nostre. Alla sua mamma ha mai dato niente lei? In passato, ora? Ne ha bisogno, non lo so, sua mamma ha una pensione. Sì, una volta gli pagai delle bollette sue perché non ce la faceva. Sua mamma ha una pensione? Sì. Da quando? Se lo sa. Da quanti anni? No. Da un po' di tempo o da poco? No, da diversi anni. Da diversi anni. Sua mamma, indipendentemente dalla pensione, ha mai lavorato, ha mai contribuito alle spese della famiglia con il suo lavoro? Ha fatto qualche lavoro che ha reso qualcosa? Non credo, non lo so, ma non credo. Non ho altre domande, grazie per ora. Avvocato Pellegrini. Signor Presidente, prima che venga licenziata la testimone, io devo fare un'istanza alla Corte, cioè che alla teste siano mostrate delle pistole, fra le quali una Beretta 22 a canna lunga e una scacciacani, insieme ad altre pistole, in modo che la signorina ci indichi se fra esse riconosce
quella o quelle armi che ha visto in casa o in macchina del papà. Io mi oppongo perché esiste questo accertamento, questa ricognizione, esiste agli atti, io gliela posso dare se crede. Non gli è stata mostrata la pistolastra, però. Quindi è bene mostrare. Gli è stata mostrata la pistolastra, lei ha riconosciuto l'astra. Ripetiamolo. Gli è stato mostrato tutto. Una pluralità di pistole di diversa marca, calibro, forma, tipo. Signori, noi non sappiamo nulla perché... Niente. Io chiedo semplicemente che vengano mostrate 7-8 armi, fra le quali una calibro 22 Beretta e una scacciacani. Presidente, ma è superato il problema. Io non voglio... Questa è la mia istanza. Mi associo all'istanza. Mi scusi, Presidente, è già superato il problema perché la... Un attimo che verbalizziamo. Certo, la Teste ha già detto che la pistola che lei conosceva, che lei ha visto, è la pistola che è stata sequestrata il giorno... Questo non l'ha detto. Non l'ha detto. Questo L'ha non l'ha detto lei, avevamo l'ha paura, detto. poi No. ci hanno detto che era salvo. Mi riservavo di chiederglielo. Anch'io. Questo, glielo questo chiedo, è un particolare che va chiesto. Forse lo potremmo Ma fare l'ha detto, dopo avergli noi mostrato le avevamo paura pistole. perché pensavamo che fosse vera, invece era salvo. L'ha detto la ragazza, quindi implicitamente... Però non c'è questo collegamento e bisognerà fare questa domanda. Io me l'ero annotata, tant'è vero. Presidente, mi associo alla domanda, la ritengo indispensabile istanza anche perché la Teste ha fatto un segno di una certa lunghezza e voi avete visto meglio di me perché eravate lì davanti. No, per il momento... Quindi è indispensabile il collegamento con la 22. Allora, prendiamo nota di questa istanza, riserviamoci per il momento. Ci sono altre domande? Nessuna al piede. Ecco, allora senta signorina, a proposito di questa pistola che voi insegnaste ai carabinieri e che quelli sequestrarono il giorno in cui vostro padre fu arrestato, era una pistola a salve, vero? Sì, era Topolino. Ecco, ma era la stessa pistola che voi avevate visto in precedenza, che lei vedeva in precedenza, in macchina, che lui teneva in macchina, era quella lì o era un'altra pistola? No, era quella lì. Era quella lì, benissimo. Quindi era quella che lui portava in macchina. Da quanto tempo la portava? Ce l'aveva da molto tempo questa pistola? Lei l'ha vista per un tempo prolungato? No, io l'ho vista, cioè da quando andavo a lavorare da gazziero. Da quando andava a lavorare da gazziero. Ecco. Quindi da allora lui aveva questa pistola in macchina. E lei è sicura che fosse sempre la stessa pistola? Sì, benissimo. Senta, il suo babbo si muoveva appunto con queste macchine che aveva, ma usava anche il motorino? O per meglio dire, aveva un motorino? O più di uno, non so. Sì, ce l'avevo un motorino. Ecco, girava anche con quello? Sì. Sì. Ne ha avuto più di uno? No, c'è avuto quello lì, poi... Quello lì che è stato sequestrato? Sì. Quando tornava a lavorare? Benissimo, io non ho altre domande. Allora possiamo per il momento, salvo risentirla a suo tempo, comunque per il momento la possiamo rimandare tranquillamente a casa. Bene?